Padre Santo, questa Ave Maria, alla vostra santità io voglio mandare. Mamma Celeste l'ho voluta chiamare, è stata scritta con tutto il mio cuore e tutto il mio amore. Per la Madonna che io sono devoto, la mia bella voce a tutto il mondo io voglio fare ascoltare. Padre Santo, ti prego questa Ave Maria di ascoltarla e di dare la tua benedizione. Ai santuario di Paternò io l'ho voluto affidare ai preti, che tutto il ricavato dei CD andranno ai poveri del mondo. E un'altra poesia ti voglio fare ascoltare. Il giorno dei morti l'ho voluta ricordare. Sara Scarpi, la ragazzina che nella sua giovanissima età i radici della sua vita gli hanno voluto strappare. Ti prego di ascoltare e benedici queste poesie. Tutti gli italiani abbiamo sofferto insieme la sua bella mamma, non quando la sua bella mamma ha sofferto nel cuore, ma un po' ciascuno, anche noi abbiamo sofferto le pene che la ragazzina in quei momenti ha dovuto passare. E voglio, Padre Santo, vi prego di ascoltare, così la vostra benedizione volete dare. E sui fiumi l'ha stabilito. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo e suo luogo santo? Chi ha mani Ave Maria. Noi peccatori ti veniamo a trovare, tu che sei in alto nell'altare, accanto a Gesù nostro Signore. È pieno d'amore, lui che nel cuore è pieno d'amore, i nostri peccati facci perdonare. Mamma celeste, mamma di Dio, mamma celeste, facci perdonare.
La bella Sara io voglio ricordare, una ragazza che io ricordo e tengo nel cuore. Aveva nel viso gli occhi dolci, belli come l'amore. I suoi occhi erano azzurri, colore delle onde del mare, era un fiore. I suoi capelli biondi, colore oro. Le radici della vita a questa ragazza hanno voluto strappare. Ora lei in cielo accanto a Gesù e mamma celeste vicino al Signore. Il Signore gli ha trasmesso l'amore. Lei non ha più odio nel suo cuore. Ai misteri li ha perdonati, però una preghiera lei gli vuole fare. L'invita per la sua bella mamma di dire la verità, come sono andate le cose quando è accaduto questa disgrazia che io questo mondo ho dovuto lasciare. Vi prego, famiglia Misteri, dite la verità alla mia bella mamma, solo così vi potrà perdonare e trovare la rassegnazione nel suo cuore. Ora parla il poeta che a tutto il mondo questa canzone, questa poesia sta a ricordare la bella Sara che a noi tutti ci ha dovuto lasciare. Vi prego, famiglia Misteri, dite qualunque sia la verità, ma che la verità trionfi. E così, solo così, Sara e la mamma vi potrà perdonare.